Pareva oramai destinata alla rottamazione, ora invece diventerà un'aula didattica per i ragazzi delle scuole venete. La storica goletta con cui Legambiente ha svolto l'attività di educazione alla biodiversità marina dal 1993 al 2016 diventerà una nave laboratorio nel Parco del Delta del Po, grazie ad un accordo sottoscritto a Palazzo Balbi dalla Regione Veneto, Legambiente, Fondazione Cariparo ed Ente Parco del Delta. Abbiamo scelto questo territorio perché si sono, allineati i pianeti. Qui c'è una regione che ha capito l'opportunità di ospitare un'imbarcazione che è famosa in tutto il mondo. C'è una fondazione, la Fondazione Cariparo, che ha capito l'importanza di questo progetto e ha deciso di fare un investimento culturale, educativo su questo territorio, e poi c'è un parco straordinario, il Parco del Delta del Po, che è il luogo giusto per portare una imbarcazione così importante come la Cattolica di Goletta Verde. L'imbarcazione attualmente ad Albarella sarà trasportata in un cantiere a Loreo dove verrà disalberata e trasformata in aula didattica. La durata prevista dei lavori è di 4 mesi. I ragazzi che verranno coinvolti in una prima fase saranno i ragazzi delle scuole elementari ed avranno l'opportunità di lavorare all'interno con i tecnici di Legambiente all'interno di un laboratorio vero e proprio. Lì sarà attrezzato con microscopi, bussole eccetera, quindi dalle nozioni di navigazione a quelle più scientifiche di analisi delle acque, studio della fauna e della flora sottomarina, tutto legato alla biodiversità marina e alla questione che oggi è molto di moda, che è quella delle microplastiche. Inizialmente riservato agli studenti delle province di Padova e Rovigo, il progetto sarà poi esteso ai ragazzi di tutto il Veneto. Siamo molto contenti non solo del progetto nei suoi contenuti educativi e di stimolo al turismo colto, ma anche perché la governance in un certo senso, cioè questa iniziativa comune che vede insieme istituzioni pubbliche, la fondazione e istituzioni private, mi pare che sia esemplare di un modello che va adottato e diffuso anche in tante altre occasioni.